Riunione stamane in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del Sindaco di Agrigento, del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, dei comandanti della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale di Agrigento e della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e dei rappresentanti dell'Esercito e della Protezione Civile. Nel corso della riunione presieduta dal prefetto sono stati definiti i servizi di vigilanza e controllo del territorio nei giorni 13, 14 e 15 agosto e segnatamente nelle notti tra sabato, domenica e lunedì, con particolare riferimento alla località balneare di San Leone, meta di cittadini del capoluogo, dei comuni della provincia e di molti turisti. Attenti servizi di specifica competenza saranno svolti dalla Polizia Stradale nelle principali arterie di comunicazione, con l'impiego dei dispositivi di rilevazione della velocità e degli etilometri per il controllo e il contrasto della guida in stato di ebbrezza. Anche in relazione a disposizioni regionali e all'adozione da parte del Sindaco di Agrigento di un'ordinanza che vieta i bivacchi e gli attendamenti nelle spiagge, nonché l'accensione di falò e fuochi d'artificio, si è concordato che i servizi saranno svolti anche a piedi lungo la spiaggia e nell'area della località balneare con la finalità di contrastare il verificarsi di tali comportamenti da parte dei cittadini. Specifici servizi saranno svolti anche nel centro storico con personale a piedi e a bordo delle autovetture. All'importante dispositivo di vigilanza parteciperà personale della Forza di Polizia, della Forza di Polizia locale e provinciale, dell'Esercito, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, che interverranno anche con motovedette che sorveglieranno il litorale. Saranno operativi anche gruppi di volontari. Analoghi servizi sono previsti in tutto il territorio rivierasco e negli altri comuni della provincia interessati dalla presenza di turisti e villeggianti, dove saranno intensificati i dispositivi di vigilanza. Tutti i partecipanti hanno assicurato il pieno concorso nelle attività richieste e il prefetto, nel sottolineare l'interesse collettivo al rispetto delle regole, invita tutti alla massima attenzione e sensibilizzazione affinché le legittime attività di svago si svolgano senza rischi per la pubblica e privata incolumità.